Nell'Europa orientale la pandemia avanza inesorabile e le incertezze sui vaccini fanno vacillare i piani sanitari. In Repubblica Ceca le aziende sono obbligate a tamponare i dipendenti, ma nelle fabbriche i positivi sono pochi. La crisi pandemica e le incertezze dei mercati costringono molte aziende delocalizzate a tornare in patria. In Croazia il terremoto che ha colpito la regione di Sisak ha provocato la creazione naturale di numerose voragini che spaventano la popolazione. Sarajevo ha concesso postuma la cittadinanza onoraria ad Alex Langer, il pacifista che si è speso per difendere la capitale bosniaca. Ogni giorno, quando ho tanti pazienti o quando i miei pazienti sono in condizioni gravi, si lacera un pezzo di me. Dopo un anno sembra che non ci sia più niente da strappare. Non so come spiegare, davvero, non lo so. Ola Kobevko lavora all'ospedale regionale di Chernevtsi. È iniziata qui l'era Covid in Ucraina. Un residente manifestò i primi sintomi al rientro dall'Italia. Un anno dopo il paese raggiunge il record di 13.000 casi in 24 ore, il dato più alto in 3 mesi di crescita inarrestabile. In lista d'attesa per i vaccini del progetto COVAX, Kiev ha concluso contratti con 6 produttori diversi per 22 milioni di dosi ed iniziato la campagna vaccinale a fine febbraio. Una campagna che va avanti in ordine sparso, spesso con pesanti implicazioni politiche. In Slovacchia, per esempio, è costata la poltrona al ministro della Sanità, Mariek Kraci, accusato di aver acquistato vaccini russi senza l'assenso della coalizione. E diverse sono le scelte dei governi di fronte alle ricadute sanitarie. Dopo la morte di una 57enne affetta da diverse patologie, il premio bulgaro Boyko Borisov è stato il primo, il 12 marzo, a sospendere le somministrazioni di AstraZeneca, ritirando il lotto incriminato. In Bosnia e Erzegovina le autorità sono state criticate per essersi affidate al meccanismo COVAX e per i ritardi nella campagna vaccinale, mentre l'Europa assicura che sarà tra i primi paesi a ricevere le dosi del programma. Si fa avanti la Serbia. Aleksandar Vučić, come prima con il Montenegro, porta personalmente 10.000 dosi ai suoi vicini, a parole dure contro il piano dell'Unione Europea. Ci aspettavamo vaccini dall'Unione Europea, non li abbiamo ricevuti. Li avete ricevuti qui a Sarajevo? Non li ha ricevuti nessuno. Li abbiamo ricevuti a Belgrado? No. Li ringrazieremo quando riceveremo i vaccini dal programma COVAX, a marzo, aprile, ogni volta che accadrà. Altrettanto critici sono Slovenia, Bulgaria, Cechia, Lettonia e Croazia. Al fianco del cancelliere austriaco chiedono alla Commissione europea un summit sul piano di distribuzione. Alcuni stati hanno stipulato accordi segreti con le Big Pharma, afferma Kurz, mentre con la premier danese vola in Israele per un accordo sulla produzione di vaccini. Il piano corrisponde al fabbisogno pro capite secondo un principio proporzionale, come era stato concordato con gli Stati membri, riporta il portavoce della Commissione, ricordando che un summit era già previsto per il 25 e il 26 marzo, primo punto in agenda il coordinamento per la lotta alla pandemia. Ad Atene protestano i tassisti dopo 4 mesi di lockdown su tutto il territorio nazionale, chiedono assistenza e tagli fiscali. In Grecia, la capitale, resta il centro dei contagi. A metà marzo l'unità di terapia intensiva per i pazienti Covid ha raggiunto il 95% della capacità. Libertà è stato chiamato il piano vaccinale nazionale. In meno di 3 mesi oltre 870.000 greci hanno ricevuto almeno una dose di vaccino tra Moderna, AstraZeneca, Pfizer e BioNTech. La Repubblica Ceca è travolta dal coronavirus. Il paese, che conta poco più di 10 milioni e mezzo di abitanti, ha uno dei più alti tassi di mortalità per Covid in Europa.
2,7 morti al giorno ogni 100.000 abitanti. Nelle scorse settimane in Italia questo indicatore era di poco superiore al mezzo punto. Il sistema sanitario è al collasso, malati sono stati trasportati nei reparti di terapia intensiva delle vicine Polonia e Germania. Il paese è stato costretto a una quarantena sanitaria molto stretta. Ma perché la pandemia in Repubblica Ceca avanza senza ostacoli? Tra gli indiziati principali c'è chi parla delle industrie che non si sono mai chiuse e nonostante le misure in qualche modo hanno permesso grandi assembramenti di lavoratori. Altri dicono che è colpa della popolazione che non è stata così ligia alle regole. Altri dicono ancora che le misure governative sono cambiate molte volte, c'è stata incoerenza, ci sono stati periodi, per dire, da fine maggio fino ad ottobre, qua non c'è stato più stato di emergenza, niente mascherine, riaperture. Per diversi mesi qua si è quasi tornati alla vita normale, salvo poi ritornare al lockdown, ma prima di Natale, per non far dispiacere a nessuno, si sono riaperti i negozi, i ristoranti. Adesso siamo in un lockdown duro perché adesso veramente la situazione comincia a farsi pesante. In Repubblica Ceca le attività industriali non si sono mai fermate. Secondo i sindacati la propagazione del coronavirus all'interno delle fabbriche è devastante. Nell'industria lavora il 27% della popolazione. Da inizio marzo le aziende con più di 250 occupati sono obbligate ogni settimana a fare un tampone veloce a ogni dipendente. La percentuale di positivi è abbastanza bassa, tra l'1 e il 2%. Va detto che si usano i test antigenici che hanno una precisione inferiore. Tra l'altro a livello di popolazione complessiva le percentuali di positivi dei test che vengono fatti ultimamente si aggira sul 30%, quindi ben 15 volte tanto. Evidentemente c'è qualche cosa che non torna. Le associazioni di categoria si difendono e dicono: vedete, non era colpa delle industrie, ma parte dell'opinione pubblica e alcuni politici dicono perché si stanno usando test non altrettanto affidabili. Forse ci vorrà ancora un po' di tempo per capire questa discrepanza. In Repubblica Ceca gli operai in malattia o in quarantena sanitaria ricevono lo stipendio? Sì, ci sono degli indennizzi, sono scaglionati in base a vari criteri. C'è da dire che dal 15° giorno in poi questi indennizzi scendono circa tra il 60 e il 70% del reddito. Nei primi 15 giorni vanno dal 90 al 60 a seconda dell'importo del reddito. Anche questa era una delle motivazioni che è stata addotta, cioè che molte persone, pur sentendosi male o addirittura sapendo di essere positivi, per non avere detrazioni in busta paga hanno continuato ad andare a lavorare. A Praga in febbraio e pochi giorni fa ci sono state 2 manifestazioni di negazionisti, non molto partecipate ma hanno avuto una grande eco nel dibattito politico, anche per qualche spintone tra i manifestanti e gli agenti della polizia. Il premier Andrej Babiš, da parte sua, ha accusato la Commissione europea di essere inefficiente nell'approvvigionamento dei vaccini e, seguendo l'esempio del collega ungherese Viktor Orban, sembra intenzionato a comprare dosi in Russia, Cina e Israele. Fare marcia indietro e tornare in Italia. Si scrive reshoring, si legge rilocalizzazione di produzioni dall'estero. Un fenomeno che ha preso molto piede negli ultimi tempi, specie con il Covid. A spingere le imprese verso il tricolore è soprattutto l'esigenza di conservare qualità del prodotto e capacità diretta di controllo sul prodotto. L'occhio del padrone, si sa, ingrassa il cavallo. Sono soprattutto i grandi marchi dell'arredamento, del design, della moda e della meccanica di precisione a decidere di riabbracciare il bel paese con tutti gli svantaggi fiscali del caso. Ma se si perde sul fronte dei costi, si guadagna in termini di competitività, legata soprattutto al brand di successo, che per buona parte si fonda proprio sul Made in Italy. L'unica cosa che possiamo fare è perseguire la qualità, l'eccellenza nelle produzioni, perché un newyorkese o un giapponese vuole soltanto sapere che è italiano. E quindi concentrandoci con determinazione, con metodo su questo, non abbiamo un'altra via. La via del costo più basso a noi è preclusa.
C'è chi torna in patria, chi si ferma nei paesi vicini, ritenuti a grandi linee vere e proprie succursali. In Romania, ad esempio, c'è un tessuto produttivo italiano di alto profilo, attivo in tutti i settori: costruzioni, energia, meccanica, finanza, tessile e alimentare. Tante imprese italiane, con base anche in Romania, dopo anni di ulteriore delocalizzazione nell'est asiatico, hanno deciso di tornare a Bucarest e dintorni, specie le medie e grandi imprese che operano nel comparto tecnologico. Il rischio di blocco del processo di fornitura di componenti essenziali per l'intero ciclo produttivo ha convinto molte aziende a cercare fornitori più vicini di quelli in Asia orientale e, se avevano proprie produzioni in quelle aree, a riportarli in Europa, anche a fronte di dover poi affrontare costi maggiori. Prendiamo per esempio il settore automotive. Le aziende capitali italiane che attualmente hanno le loro produzioni nella componentistica in Romania hanno recentemente avuto nuove richieste di commesse che solitamente erano riservate ai produttori asiatici. Tra i paesi da cui non si scappa e che tanti ritengono a torto o a ragione quasi una provincia italiana, c'è l'Albania. Maria Chiara Petrone è una giovane imprenditrice romana, operativa nel campo del supporto alle piccole e medie imprese che intendano svilupparsi fuori dall'Italia, attraverso strategie di marketing mirate a far crescere un determinato brand. Aprire un'azienda oggi in Albania è un processo facilissimo, che porta via al massimo un giorno. Dal 1 di gennaio del 2021 infatti le imposte sono a zero per un fatturato di 113.000 euro. In tutta l'Albania sono presenti più di 400 attività gestite da italiani nei più disparati settori. Dove paga e dove non paga la logica del minor costo, chi va via e chi torna. In mezzo le incognite legate alla durata della pandemia e all'annunciata fine della globalizzazione. Nella Croazia centrale, nella contea di Sisak, colpita in dicembre da un terremoto in cui sono morte 8 persone, è già partita la ricostruzione. Gli sfollati sono stati sistemati in container o casette di legno prefabbricate, ma per gli abitanti della zona l'incubo continua, e non solo per le costanti scosse di assestamento. Nella regione sono comparse delle strane buche, circa un centinaio, che si formano in poche ore. Alcune sono molto grandi, con più di 30 metri di diametro, fenomeno che gli scienziati dell'Istituto Geologico Croato stanno monitorando e studiando. La cosa interessante in questa storia è che questi buchi si sono creati in un tempo molto breve. Sono tanti e sono il risultato del terremoto. Il terremoto ha innescato e accelerato questi processi. Un fenomeno innescato dal terremoto che ha spaccato alcuni strati del sottosuolo. Secondo la teoria più accreditata, uno strato di sabbia per la pressione dell'acqua delle falde si sbriciola, provocando il crollo della terra che lo sovrastava, materiale che si sfila nel buco come in una clessidra. Abbiamo predisposto diversi metodi di ricerca con differenti tecnologie, abbiamo già eseguito alcuni profili geofisici, sismici e anche elettromagnetici. Abbiamo anche in programma di fare un'esplorazione completa della voragine per mappare la morfologia della dolina, anche nella parte che si trova sott'acqua. Per quanto ne sappiamo, la profondità della parte sott'acqua è di circa 12 metri, mentre la profondità totale di questo buco è di circa 15 metri. With these frieze around 15 meters deep. Voragini si sono formate anche vicinissimo o addirittura sotto le case. È successo nel villaggio di Mecenciani alla signora Anja Jelečević. All'inizio c'erano solo 2 cerchi, poi abbiamo visto la terra sprofondare, finché questi 2 cerchi non si sono congiunti. A quel punto il materiale è completamente sprofondato. Anche i vicini della signora Anja sono preoccupati. Il terremoto di magnitudo 6 è stato scioccante e dopo il fenomeno di questi buchi. Siamo spaventati. Non è piacevole. Tutto intorno ci sono queste buche.
L'incertezza ci sta ammazzando. Il terremoto è passato, ma questa cosa ci spaventa. Non sappiamo cosa succederà. Oggi, stanotte, domani. Abbiamo paura. I geologi prevedono che il fenomeno nei prossimi mesi non si fermerà. Possiamo prevedere che nuove voragini continueranno ad apparire nei prossimi mesi. Stiamo entrando nel periodo in cui i livelli delle acque sotterranee salgono al livello massimo e quindi la pressione sotterranea aumenta. Queste zone di ammasso roccioso sono influenzate dai processi di sgretolamento e soffusione da un lato e terremoto dall'altro, ma le volte dei vari strati non sono ancora crollate a causa delle alte pressioni. Nuove scosse di assestamento possono verificarsi in ogni momento e provocare l'apertura di nuove brecce. Per questo dobbiamo monitorare costantemente il territorio. Gli scienziati in questo momento non sono in grado di dire quando questo fenomeno finirà né come si svilupperà in futuro. L'assedio di Sarajevo entrava nel 4º anno. Nella Bosnia orientale Mladic preparava il genocidio, mentre a Tuzla le forze civiche subivano il terrore da parte dei nazionalisti. Il sindaco di quella città, Selim Beslagic, aveva detto: chi non fa niente contro i fascisti che ci bombardano è loro complice. Alexander Langer, parlamentare europeo, guidò una delegazione di pacifisti al vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione a Cannes, presentando a Jacques Chirac l'appello «L'Europa muore o rinasce a Sarajevo». Non può esserci equidistanza fra vittime e carnefici, diceva Langer, che chiedeva all'Europa di difendere Sarajevo dagli aggressori serbo-bosniaci e di far entrare immediatamente la Bosnia-Erzegovina nell'Unione Europea. L'appello fu inascoltato. Pochi giorni dopo, il 3 luglio del 95, Langer si tolse la vita. I pesi mi sono divenuti insostenibili, scrisse in un biglietto rivolto a quelli che gli erano più vicino. Continuate in ciò che era giusto. Impossibile sapere quanto la tragedia jugoslava, per la cui soluzione pacifica si era così a fondo impegnato, contò nella sua estrema scelta, ma la città di Sarajevo non ha dimenticato un amico e 26 anni dopo ha deciso di conferire a Langer la cittadinanza onoraria per la sua opera di promozione della pace e della riconciliazione in Bosnia-Erzegovina. Alexander Langer aveva capito perfettamente il problema della convivenza in Bosnia-Erzegovina. Il fatto che sia scomparso prima degli accordi di Dayton e della fine della guerra paradossalmente ha impedito di conoscerne meglio il lavoro. Però ogni giorno vediamo che le associazioni italiane impegnate in Bosnia-Erzegovina in un modo o nell'altro incarnano proprio il suo messaggio. Quindi ci è sembrato giusto farlo conoscere meglio. E la società civile della Bosnia-Erzegovina ha sostenuto questa proposta simbolica del riconoscimento della cittadinanza onoraria. La proposta è stata presentata da un'associazione di Sarajevo impegnata per i bambini bosniaci in difficoltà. Si chiama L'Istruzione costruisce la pace ed è guidata dall'ex comandante della difesa di Sarajevo, il generale Jovan Divjak, un serbo che ha combattuto contro i nazionalisti serbi. Non è un caso, è l'esempio di un pensiero che continua, supera le sconfitte e riprende la vicenda politica e umana di Langer. Passaporto italiano ma lingua madre tedesca, fin da ragazzo impegnato per la convivenza nel suo Alto Adige su Tirol. Condannava le gabbie fisiche e mentali che separavano le diverse comunità. Ogni luogo della terra, ogni nostro luogo a noi familiare, non diventa meno familiare, non diventa meno amico a noi, se oltre a noi c'è anche qualcun altro. Non diventa meno meno legittima la mia lingua se nello stesso luogo se ne parla anche un'altra e si lascia il diritto a quell'altra, la si fa vedere. Naturale costruttore di ponti, soprattutto una mente libera, capace di elaborazione politica profonda, il suo capolavoro teorico è forse il tentativo di decalogo per la convivenza interetnica, ma anche culturale ed etica. Riferimento per il mondo ecologista, 40 anni fa parlava della necessità di una riconciliazione con la natura. Per l'amico Marco Boato, autore di Alexander Langer, costruttore di ponti, la sua figura è più attuale che mai. È stato un profeta laico
inascoltato nel corso della sua vita da molti, e oggi, a distanza di tanti anni, vediamo che invece le sue profezie laiche sul rapporto con la natura, con l'ambiente, con la pace, con la convivenza sono oggi di una straordinaria attualità, forse più attuali oggi che non ai suoi tempi.